Un brand è un percorso partecipativo che ha visto coinvolte piccole aziende del territorio, agriturismi, siti di interesse culturale e naturalistico, strutture ricettive e operatori di servizi turistici all'aperto. Coinvolti 12 tour operator da Italia e Europa per la borsa locale del turismo dell'Anglona Coros, che ha ospitato a Ploaghe la giornata conclusiva della Sardegna rurale in vetrina. 32 tappe, 11 buyer presenti nel territorio, 47 imprese coinvolte. Oggi è il coronamento di un percorso che è durato 4 anni di affinamento di una proposta turistica, di un lavoro fatto tête à tête con le imprese che hanno definito e cesellato la propria offerta turistica. Ultima fase del progetto Ancora, che ha messo a sistema un'offerta turistica integrata, 4 i target individuati: turismo attivo, cultura e archeologia, rigenerazione ed enogastronomia, in vista della prossima stagione. E nei prossimi mesi andremo in fiera a Madrid, a Venezia e alla fiera del turismo archeologico di Paestum. E per l'occasione anche un piatto che racconta il territorio, interpretando le terre che rigenerano. Un piatto dove vengono utilizzati i prodotti della rete, quindi il pane di Osilo, i carciofi di Ittiri, il nostro cannonau, mele, uva, il granglona di Nulvi. È quello che si porta via con il senso del gusto, è una memoria che persiste per molto tempo.